ora il Menti di Vicenza per Vicenza Alessandria con Massimo Zennaro. Buon pomeriggio dallo Stadio Menti, è una partita decisiva questa per il Vicenza, ma è un recupero delicato per entrambe le squadre, con il Lanerossi che cerca la prima vittoria in casa della stagione per cercare di almeno avvicinare la zona play-out, che al momento è lontana 8 punti, gli stessi punti conquistati dai vicentini dall'inizio del campionato. L'Alessandria, dopo il bel successo contro il Benevento, punta a dare continuità al suo cammino per riuscire ad allontanarsi al più presto dalla zona pericolosa. Cristian Brocchi schiera quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1 con grandi in porta, Cappelletti, Pasini, De Maio e Greco. È iniziata la partita, forse avete sentito il fischio dell'arbitro signor Ghersini. Dicevo, i 4 di difesa sono Cappelletti, Pasini, De Maio e Greco, poi Bickel e Zonta, centrocampo Dio, Da Cruz e Dal Monte dietro a Meggiorini. Moreno Longo risponde con un 3-4-1-2 con Pisser in porta, poi Mantovani, Prestia e Parodi in difesa, Pierozzi, Casarini, Ba e Lunetta centrocampo, Chiarello dietro a Corazza e Milanese in attacco. L'arbitro, dicevo, è Ghersini di Genova, gli assistenti sono Scarpa e Fiore, il quarto uomo del Rio, alla VAR c'è Sozza e aiuto VAR Lombardi. Un pomeriggio di sole anche qui a Vicenza, ci sono 9 gradi, il terreno di gioco è in discrete condizioni vista la stagione, è buona anche la cornice di pubblico. Studio. Bari in vantaggio in casa della Paganese con una rete di Antenucci al 12esimo. Il gol del Vicenza con Dio al 27esimo minuto, un break improvviso, è partito l'attaccante del Vicenza, è entrato in area, ha fatto partire un rasoterra di destro imparabile per il portiere dell'Alessandria, quindi al 27esimo Vicenza 1, Alessandria 0. A te. Al 27esimo il break improvviso del Vicenza su un errore di Casarini sulla tre quarti, immediato il passaggio di Meggiorini per Dio, il controllo appena dentro l'area, il destro rasoterra imparabile per il portiere dell'Alessandria e Vicenza in vantaggio dopo un quarto di partita in grande difficoltà, poi immediata la reazione dell'Alessandria con un errore anche questa volta della difesa del Vicenza che dà a Lunetto la possibilità di servire Chiarello, che solo appena dentro l'area di rigore conclude di destro ma altissimo sulla traversa. Brutto errore questo per il trequartista dell'Alessandria, che ha avuto subito l'opportunità per portare la partita in parità. Andiamo a Vicenza. 33 minuti giocati anche qui a Vicenza 1, Alessandria 0. Ha preso un po' di coraggio la squadra di casa, pericolosa poco fa con uno scambio tra Dio e Zonta sul lato corto dell'area di rigore a destra, il traversone messo in mezzo con la deviazione in angolo dal corner, il colpo di testa di Pasini finito alto sulla traversa. Un po' meglio, dicevo, il Vicenza, mentre l'Alessandria, dopo la reazione immediata con il tiro di Chiarello finito alto, non si è più fatta vedere dalle parti del portiere del Vicenza Grandi. Ancora il gioco è fermo, ancora una punizione per l'Alessandria più o meno sulla linea di metà campo. Si dispongono i giocatori di Moreno Longo, palla indietro però e ripartono dalla tre quarti. C'è il pressing del Vicenza con Da Cruz che costringe al lancio lungo, Grandi in presa al limite dell'area, riapre a destra dove c'è Cappelletti con il pallone lungo per Dio che salta con una magia, Parodi si invola verso l'area di rigore, c'è in mezzo all'area libero Meggiorini, che però il pallone in mezzo tra Dio e Meggiorini, e quindi è costretto il Vicenza a ripartire da destra con Greco. Il pallone ancora per Dal Monte, ancora per Bickel, ma ha sprecato una buona opportunità il passaggio fuori misura di Dio giusto in mezzo tra Da Cruz e Meggiorini in area di rigore. Siamo al 35esimo, probabilmente sentite gli applausi di liberazione della squadra, dei tifosi della squadra di casa. 35esimo, Vicenza 1, Alessandria 0. Studio. Vicenza. 41,5, Vicenza 1, Alessandria 0. Preme alla ricerca del raddoppio il Vicenza, che ci mette molto impegno e agonismo ma non riesce al momento a costruire azioni pericolose per Pisseri. Dall'altra parte invece una buona opportunità per l'Alessandria con Parodi che è arrivato fino a quasi sul fondo a sinistra, messo in mezzo per Chiarello che all'altezza del dischetto del rigore ha avuto l'opportunità di girarsi e poi ha tentato la conclusione verso il palo più lontano con il pallone che è finito fuori di poco. E dal fronte d'attacco di sinistra arrivano spesso i pericoli per la difesa del Vicenza. Il pareggio dell'Alessandria con Chiarello che si è inserito in area, ha avuto tutto il tempo per deviare, nemmeno contrastato, e quindi il pallone l'ha messo in rete. Siamo al 45esimo, Vicenza 1, Alessandria 1. A te.
Grazie Denaro, torniamo a Vicenza. E a Vicenza sta tornando verso la linea di metà campo l'Alessandria dopo aver festeggiato per questo gol, l'ennesimo cross da sinistra di Parodi per Chiarello, che si è inserito nell'area piccola e da posizione centrale ha toccato in rete. Buona l'azione dell'attaccante dell'Alessandria, un po' distratta, bisogna dirlo, la difesa del Vicenza, che come avevo già sottolineato nelle precedenti occasioni si è fatta spesso superare sulla sua destra, sul fronte sinistro d'attacco dell'Alessandria. Da questo ennesimo traversone è arrivata la deviazione di Chiarello, che ha portato il risultato in parità. Una notizia importante: inizio ripresa, un fallo di Ba, secondo cartellino giallo, e Alessandria che giocherà questo secondo tempo con l'uomo in meno dal secondo minuto, quindi davvero importante. Adesso bisogna vedere che cosa deciderà Moreno Longo per assestare la sua squadra. Ha fatto una buona prima frazione il centrocampista dell'Alessandria. Torniamo a Vicenza. A Vicenza siamo al 18esimo e bisogna raccontare la grandissima doppia occasione per il Vicenza. Prima un conclusione al volo di Meggiorini, è stato molto bravo il portiere Pisseri dell'Alessandria a deviare con i piedi il pallone, però a centro area la ribattuta di Zonta da buonissima posizione con il pallone che è finito a lato di pochissimo. Linea Vicenza. E siamo al 27esimo, Vicenza 1 Alessandria 1. È entrato e cerca di prendere in mano il centrocampo Cavion, l'ex Brescia, appena arrivato nel mercato di gennaio, cerca di dare un po' di geometrie. Adesso un bellissimo lancio in diagonale per Giacomelli, lato corto di sinistra dell'area di rigore, il traversone in mezzo a cercare Dio, anticipato all'ultimo istante da Parodi, che rimane a terra al centro dell'area piccola dell'Alessandria. L'arbitro fischia e fa intervenire i sanitari e contemporaneamente, sentite le proteste, fa anche segno che farà recuperare tutti i secondi che verranno persi da qui alla fine della partita da un atteggiamento dell'Alessandria che sotto di un uomo con un pareggio per 1-1 sta effettivamente perdendo un po' troppo tempo. Siamo al 28esimo, il gioco è fermo, Vicenza 1 Alessandria 1. Su calcio piazzato il gol di Dio al 33esimo, un colpo di testa su un traversone dalla sinistra di Crecco a un pallonetto che si è infilato sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere Pisseri. Davvero un gran gol questo dell'attaccante del Vicenza, che riporta in vantaggio il Lanerossi qui al 34esimo minuto. Quindi minuto 34, Vicenza 2 Alessandria 1. Linea a te. Vicenza. E qui siamo al 36esimo, Vicenza 2 Alessandria 1 per il gol, per la doppietta di Dio che finora aveva segnato un solo gol in questo campionato e è stato capace di metterne dentro 2 in questa partita. Vicenza che continua ad insistere, il tocco di tacco di Cavion con il pallone che finisce tra le braccia del portiere dell'Alessandria Pisseri. Adesso è il Vicenza che tende a perdere un po' di tempo, mentre l'Alessandria adesso va velocissima nel rimettere tutti i palloni in gioco. Bellissimo il gol del 2-1 di Dio di testa, dicevo, un traversone dalla sinistra, è svettato in mezzo a molti avversari, ha messo il pallone sul palo più lontano sotto l'incrocio dei pali dove il portiere grigio non è potuto proprio arrivare. Vicenza. 20 secondi al 90esimo, siamo nel 45esimo minuto della ripresa, il risultato è Vicenza 2 Alessandria 1. È pronto il quarto uomo a segnalare con la lavagna luminosa di quanto sarà il recupero. 5 minuti di recupero. Adesso sentite i fischi dei tifosi del Vicenza che dopo aver protestato a lungo per le perdite del tempo dell'Alessandria adesso vorrebbero che questo recupero fosse il più corto possibile per portare a casa questa vittoria che sarebbe storica in questa stagione, visto che è la 10ª partita che il Vicenza gioca in casa e finora non ha ancora vinto in questo campionato. Recupera il pallone Giacomelli, lancio lungo a cercare da Cruz all'interno dell'area di rigore ma molto decentrato sulla sinistra, tenta di andare via in dribbling ma mantiene il controllo del pallone, poi passaggio indietro per Giacomelli, cerca di fare controllo palla in questa fase, la squadra di Cristian Brocchi la perde però
Giacomelli, ma la recupera subito il Vicenza, mette a terra Cavion che ha dato davvero una svolta a questa squadra. È molto bravo l'ex Brescia e sta controllando il gioco a centrocampo. Guadagna un calcio di punizione Giacomelli sulla tre quarti sinistra vicino alla linea di fallo laterale. Siamo entrati nel secondo minuto di recupero, il risultato è ancora Vicenza 2 Alessandria 1. Linea a Vicenza. E qui mancano 10 secondi alla fine dei 5 minuti di recupero, forse ci sarà anche un extra time visto che non si è giocato, e invece no, arriva il triplice fischio dell'arbitro. Sentite la gioia dei supporter vicentini per questa vittoria del Vicenza per 2-1 sull'Alessandria. Ricordo la sequenza delle reti: al 27esimo del primo tempo il vantaggio biancorosso con Dio, al 44esimo il pareggio dell'Alessandria con Chiarello, al 33esimo della ripresa il 2-1 definitivo ancora con Dio, e quindi questa è la prima vittoria del Vicenza in casa in questo campionato. Vicenza 2 Alessandria 1, linea allo studio.